Buongiorno, sono le 9 e noi siamo già in viaggio per portarvi in un posto della Sardegna che ancora non conosci. Oggi vi porto con me in una manifestazione religiosa della Sardegna che si è svolta a Luogosanto. È un paese della Gallura dove il suo centro è di origine medievale e si sviluppa attorno alla Basilica di Nostra Signora di Luogosanto. È meta di pellegrinaggi perché è dotata del privilegio della Porta Santa. Questa porta si apre una volta ogni 7 anni. Vi sono testimonianze di antiche civiltà, tra cui quella medievale, tant'è vero che in zona è la più importante. Ogni 8 settembre si festeggia Savesta Manna in onore della Nostra Signora, che viene venerata come la regina della Gallura. La festa Manna va avanti ormai da 8 secoli. È una festa molto sentita ed è un importante momento di fede per tutto il territorio, soprattutto per quello della Gallura. La festa unisce generazioni e comunità che tramandano un legame profondo con la tradizione religiosa e culturale. Questo evento ha riunito tanti gruppi folk provenienti da varie località della Sardegna. È stato davvero emozionante vedere sfilare insieme tradizione, fede e colori. Ma quello che mi ha dato più gioia è stato vedere i tanti bambini indossare con orgoglio i costumi della nostra terra. Questo è un segno che la tradizione continua a vivere e a rinnovarsi, passando di generazione in generazione. È stato un momento di festa, identità e di appartenenza che ci ricorda quanto sia prezioso custodire e tramandare le nostre radici. Eventi come questo sono importanti per non dimenticare chi siamo e da dove veniamo, perché la nostra identità è un tesoro da proteggere e condividere con orgoglio. Io sono contenta di aver iniziato questo viaggio insieme a voi, perché anche io, nonostante sia nata in questa terra e la ami, non conoscevo tantissime tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Quindi, se insieme a me ti va di arricchire la conoscenza della Sardegna che appunto ancora non conosci, continua a seguirmi, magari iscriviti al canale e attiva la campanella così non perderai i prossimi contenuti. Io vi ringrazio di tutte le persone che mi mandano messaggi di incoraggiamento e di tutti i nuovi iscritti al canale. Vi saluto e vi lascio alle immagini. Mi raccomando, vi aspetto sempre più numerosi.